Europa che in storia hanno dimostrato relativamente alle relazioni internazionali dal basso, cioè tenendo conto delle diverse identità del territorio. Allora, diamo ora la parola all'intervista di Enzo Cevolin a Paolo Petiziol. Come al solito devo stare attento alla condivisione dello schermo, perché ecco qua, adesso sì, l'ho fatto per condividere anche l'audio. Siamo con Paolo Petiziol, presidente di Mitteleuropa, qui alla Fondazione Friuli, in occasione del 21° Forum Euroregionale Aquileiense, intitolato Dal secolo breve al secolo tormentato. E chiediamo a Paolo Petiziol, 50 anni più uno di Mitteleuropa, un sogno senza confini? Direi proprio di sì. Un traguardo impensabile fino a più di qualche anno fa, che ci ha portato a diventare una realtà del mondo delle cosiddette diplomazie parallele o delle diplomazie culturali a un buon livello in Europa, con dei riconoscimenti che veramente qualche volta sorprendono anche me, perché siamo degli interlocutori credibili, onesti, puntuali e quindi sempre più ricercati e comunque consultati nell'ambito dei paesi, soprattutto centroeuropei. Ecco, Mitteleuropa e Gorizia, Nova Gorica, città europea della cultura, una visione del presidente Petiziol. Da 50 anni. Si sta avverando semplicemente tutto quello che dicevo 50 anni fa, quando mi davano per visionario, personaggio un po' strano, un po' fuori dalle righe, dai pentagrammi di qualsiasi spartito musicale, e invece tutto puntualmente si è verificato. Ma secondo me non ci voleva tanto, perché la storia non va interpretata, la storia va seguita, va analizzata, e state pur sicuri che non lo ha detto Giambattista Vico per primo, lo testimoniano tutti i millenni, gli ultimi 5.000 anni, che mi sono divertito più di qualche volta ad analizzare, confermano questa, chiamiamola teoria, fra virgolette, invece una realtà. Ecco, e Mitteleuropa ha contribuito, mi pare, sul JECT di Gorizia, tra Gorizia, Nova Gorica e San Peter. È stato uno strumento apripista. Quale contributo ha dato, se non Mitteleuropa, Paolo Petiziol? La risposta è molto semplice. In base a queste esperienze, purtroppo, devo dire ormai cinquantennali, e quindi per ragioni di età mia, sono stato chiamato anche alla presidenza del JECT a Gorizia, che ha il gravoso incarico di coordinare praticamente quasi tutte le iniziative culturali che stanno riguardando Nova Gorizia, capitale europea della cultura. Un impegno, vi assicuro, non da poco. Ci crediamo. E la giornata di oggi, che appunto ricordiamo, è intitolata Dal secolo breve al secolo tormentato, su cosa verte principalmente? Sulla verità. Perché purtroppo in questi ultimi tempi, con quello che sta succedendo in Europa, non ci voleva molto
uso una frase, delle parole che non sono mie, che quando c'è guerra la prima a defungere, a essere uccisa, è la verità. Io non sono né filo uno né filo l'altro né filo quest'altro. Io da tempo ormai sono un po' stanco di sentirmi preso in giro. Quindi la voglia di verità mi ha portato a ideare questo incontro, dove ci saranno dei diplomatici di altissimo livello europeo, degli esperti di guerra, da Gianandrea Gaiani a Fausto Biloslavo, quindi gente che è stata sui vari fronti, e parleremo di questo. Ma ce la stanno raccontando la verità o ce la stanno raccontando? Mitteleuropa, quando è iniziato, sembrava una cosa un po' eccentrica e alla periferia di una nazione. Adesso si sta verificando un po' quello che è una realtà, che ci diceva un nostro amico del comitato scientifico della nostra associazione, che è Antonio Sema, che non c'è più, sì, e che ricordava una cosa semplicissima: guardate che Udine e Pordenone sono più vicini a Vienna che a Roma in termini di chilometri. sì. E questo ci dice cosa? Che Mitteleuropa ha dato un'occhiata alla cartina d'Europa e ha colto nel segno in una prospettiva di futuro. E quindi, come ci ha indovinato 50 anni fa, ascoltiamola, direi anche oggi, che credo abbia molto da dire anche per il prossimo futuro. Grazie. Grazie a lei. Eccoci, riprendiamo la